Siamo con mister Artan Camberi al termine di un pareggio per la Roma che, visto anche il palo finale, vuol dire che ci si porta a casa un punto che fa classifica, perché quella di questa sera non è stata per niente la miglior Roma della stagione. Sì, è stata una giornata non tanto felice per i nostri colori. I ragazzi comunque si sono impegnati, però capitano queste giornate. Mi dispiace per gli avversari perché potevano raccogliere i 3 punti, però purtroppo mi dispiace. Hai provato in tanti modi a cambiare l'atteggiamento dei tuoi in campo. Sei partito con un 3-3-1, poi hai spostato il 2-4-1. L'ingresso di Seferi forse è stato quello migliore, il giocatore che ha dato più continuità lì sulla destra, l'hai tenuto sia nella fine del primo tempo che in tutta la ripresa. Però forse è mancato quello spunto, quella giocata che di solito caratterizza le vostre partite. Ah, sì. L'ingresso di Seferi ha cambiato, diciamo, ha aumentato la qualità e un pochettino la velocità in fase offensiva. Non quanto preteso, però qualcosina. Qualcosina. Il ragazzo ha fatto una onesta partita, tranquilla, gli ho fatto pure i complimenti, come a tutti gli altri. E adesso continua il vostro cammino, andate ad affrontare un'altra formazione che sta lì nei vertici della Lega Calciotto, che è la Bacci Immobiliare. L'avete già battuti in Coppa Italia, ma comunque si parla ormai di 2 mesi fa. Trovate una squadra in salute che viene dalla sconfitta roboante con il Chieco dello Scapicolo 5-1. Quindi che partita ti aspetti da loro? Avranno voglia di rivalsa oppure una sconfitta per 5-1 un po' taglia le gambe alle squadre? Non faccio sti colpi. La prossima settimana affronto la settima giornata. Grazie mister, complimenti.